La statale 51 di Alemagna riaprirà il traffico martedì prossimo 8 luglio. Il contrordine è arrivato al termine di una lunga riunione che si è svolta a San Vito, che di fatto annulla la decisione assunta nelle scorse ore dal tavolo del CCS di chiudere la statale almeno per altri 15 giorni per consentire il posizionamento dei sensori sulla frana che scende da Croda Marcora. Impensabile, aveva detto l'assessore regionale Giampaolo Bottacin, che con il sindaco di San Vito, Franco De Bona, si è attivato per chiedere un nuovo, urgente incontro per valutare la riapertura della 51 dopo il sopralluogo del super esperto Nicola Casagli, professore ordinario di geologia all'Università di Firenze e referente della Protezione Civile Nazionale. È stato deciso che ci potrà essere una riapertura anticipata rispetto ai previsti 15 giorni iniziali, ovviamente però con la chiusura in caso di fenomeni meteo avversi ed eventualmente nelle ore notturne. Quindi sicuramente un miglioramento della situazione precedente con, come ho suggerito, una gestione del rischio residuo. La buona nuova ha fatto rifiatare i pendolari costretti da una settimana a peregrinare da un passo all'altro per raggiungere e uscire da Cortina, che da qualche giorno chiedevano alle istituzioni, inascoltati, di poter avere le navette per superare Dogana Vecchia e risparmiare ore e ore d'auto su e giù dal passo Tre Croci. Soddisfatti, manco a dirlo, anche gli operatori del turismo che a denti stretti in queste ore avevano tentato di minimizzare l'impatto del disagio che a Roma si stava cercando di evitare certamente all'entourage olimpico con un decreto d'urgenza ad hoc. La decisione di riaprire la 51 ha perciò evitato che il problema diventasse anche di ordine pubblico. Come detto, la circolazione avrà delle limitazioni, certe quelle in caso di pioggia ed eventualmente anche in orario notturno. Nei prossimi giorni purtroppo sono previsti fenomeni meteo temporaleschi, quindi questo unito al fatto che dovrà essere installato un pluviometro per garantire la riapertura in maniera sicura, richiederà ancora 2 o 3 giorni di tempo per installare il sistema di sicurezza, però dopo, senza aspettare i 15 giorni, ci potranno essere delle finestre di apertura che renderanno meno difficoltoso il disagio che c'è stato in queste ore. Buone nuove, frattanto, anche per gli sfollati di Cancia. Il sindaco Bortolo Sala ha emesso l'ordinanza di revoca della temporanea inagibilità ed evacuazione degli immobili coinvolti dalla colata detritica nella notte tra il 15 e il 16 giugno.